C'è chi continua a fare il bagno come se nulla fosse nelle acque del Piave all'indomani della tragedia, quella che di fatto è una cattiva vecchia abitudine, riguarda proprio tutti, giovani e meno giovani. Eppure il luogo della tragedia, costata la vita al 21enne Daniel Denis Navas Reyes, è tristemente noto. A parlare è Rino Lisetto, consigliere comunale a San Biagio di Callalta, memoria storica del luogo. Noi lo diciamo un torqueo che ha la funzione di girare, di andare giù e ti butta. Se tu non sai nuotare ti anneghi, perché quando ti senti trasportato da questo torqueo ti muovi. Se invece tu stai fermo, il torqueo ti porta giù e d'altra parte ti butta su. Cioè è questione di breve tempo. Se invece tu dentro ti agiti, te resti là. Più in generale si riaccendono i riflettori su quello che sarebbe un divieto generale, quello di fare il bagno nelle acque del Piave. Lo ribadisce la sindaca Pillon, lanciando di fatto un appello anche ai tanti frequentatori dell'area che arrivano da fuori comune. Non ci sono le condizioni per consentire la balneazione in sicurezza. La balneazione in sicurezza ci può essere al mare, dove ci sono i bagnini, dove ci sono anche eventuali soccorritori, ma qui assolutamente non è possibile. Il fiume Piave ha delle correnti molto forti, si creano anche dei vortici che appunto non lasciano scampo, e quindi ne approfittiamo ancora una volta per lanciare un appello e ribadire di prestare la massima attenzione e ricordare il divieto di balneazione che è vigente. Il tema riguarda tutti i comuni riveraschi del Piave, chiede un tavolo urgente con tutti gli enti coinvolti, Demagno incluso, il sindaco di Spresiano. È evidente che una cartellonistica senza una regola decisa possa servire bene a poco, e quindi io credo che sia davvero il caso che ci si trovi tutti assieme e si decida una volta per tutte come gestire il Piave. Regole certe, omogenee e soprattutto che possano portare ad evitare questo tipo di tragedie.